ancora in studio. Prima di chiudere c'è una notizia. I militari della Capitaneria di Porto di Terrasini hanno soccorso un cucciolo di delfino in difficoltà nei pressi della spiaggia di Magaggiari. All'intervento ha preso parte uno specialista nel salvataggio acquatico e soccorritore marittimo in forza al comando di Terrasini. Il sub è riuscito a rintracciare l'animale impaurito e a recuperarlo. Il delfino è stato portato a bordo della motovedetta, visitato e poi rilasciato al largo di Caporama. Con questa notizia noi ci fermiamo, grazie per averci seguito. Dopo di noi barzellette, poi in prima serata insieme storie. Un buon proseguimento su Antenna Sicilia. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta. Benvenuti alla TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Caso difterite a Palermo, sono 17 le persone sottoposte a profilassi antibiotica. Intanto i genitori della piccola Anna Rosa hanno denunciato agli ospedali che hanno avuto in cura la bambina poi deceduta. L'infettivologo Bassetti in Sicilia a valutare il rinvio dell'inizio delle lezioni. Sarà l'esame autoptico a chiarire se la morte di Noemi in Pellizzeri, avvenuta a riposto, è un suicidio o un omicidio. Il rogo sarebbe partito dall'ingresso, lontano dalla stanza dove si trovava il corpo della 34enne. Il sospetto è che la scena sia stata ricostruita per coprire un delitto. A Messina rissa al lavoro per identificare i resti dei corpi trovati sotto le macerie nel crollo della palazzina di Pistunina. 4 le vittime, 2 i dispersi. Sentiti 4 custodi che erano in servizio la sera del clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale. Tante le contraddizioni, ma ancora nessun indagato. Sicilia nella morsa dell'afa, situazione critica a Palermo, città più colpita da quest'ondata di calore. Nel capoluogo stop all'utilizzo delle carrozze turistiche trainate dai cavalli. Calcio in Serie B, Perin saluta la Juventus per approdare oggi a Palermo. Per il portiere pronto un contratto triennale. In Serie C dirigenza del Catania al lavoro per definire l'arrivo di Torrasi e di nuovi rinforzi, ma con occhio attento ai conti del club. Ancora buongiorno, benvenuti a questa prima edizione del nostro giornale che apriamo con il caso di difterite a Palermo. Sono 17 le persone sottoposte a profilassi antibiotica. A loro sono risaliti i tecnici dell'ASP di Palermo dopo l'indagine epidemiologica che è tuttora in corso. Intanto i genitori della piccola Anna Rosa hanno presentato una denuncia contro gli ospedali che hanno avuto in cura la bambina che poi è deceduta. Sentiamo Marco Gullà. Sono 17 gli individui sottoposti a profilassi con antibiotico e vaccino contro la difterite. A loro sono risaliti i tecnici dell'ASP di Palermo dopo l'indagine epidemiologica tuttora in corso che ha lo scopo di ricostruire i contatti con la piccola Anna Rosa deceduta nei giorni scorsi per difterite. Tutti però sono in buone condizioni, così come il cugino della piccola ricoverato all'ospedale dei bambini, anche lui positivo alla malattia. Intanto le vaccinazioni di siero esavalente per i bambini e richiami per gli adulti procedono a ritmo sostenuto nei 9 centri per le vaccinazioni palermitani. In molti si stanno riversando negli ambulatori per la copertura vaccinale contro le gravi malattie. Abbiamo oggi la necessità di fare un richiamo di un vaccino di antitetanica. Io sono pro vaccini, ho fatto tutti quelli che erano necessari per mia figlia e per me. I miei figli sono in regola, quindi aspettiamo il richiamo, quindi ci dispiace quello che è successo. I genitori di Anna Rosa hanno intanto presentato una denuncia querela alla Procura di Palermo. L'atto riguarda i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, il Cervello, il Civico e l'ospedale dei bambini. I genitori della bambina risultano a loro volta indagati dalla Procura per omicidio colposo. La denuncia punta dunque a fare luce sull'assistenza ricevuta dalla piccola nei giorni precedenti alla sua morte e sulle eventuali responsabilità da accertare. Saranno ora gli accertamenti della magistratura a stabilire cosa sia accaduto e se nel percorso sanitario della piccola ci siano state eventuali criticità. Domani l'autopsia sul corpo di Anna Rosa.
Credo che alla luce della situazione delle coperture vaccinali in Sicilia sarebbe ragionevole valutare un breve rinvio dell'inizio delle lezioni, almeno nelle scuole primarie, per consentire alle autorità sanitarie di verificare puntualmente lo stato vaccinale degli iscritti e, dove necessario, completare i percorsi di recupero. Non si tratta di una posizione contro qualcuno, ma di una questione di sanità pubblica e prevenzione. Lo scrive su X Matteo Bassetti, infettivologo e direttore del reparto di malattie infettive presso il Policlinico San Martino di Genova. E adesso invece cambiamo argomento. A riposto si infittisce il giallo della giovane trovata impiccata in casa dopo l'incendio della propria abitazione. Il rogo sarebbe partito dall'ingresso, quindi lontano dalla stanza dove Noemi si trovava. Il sospetto degli investigatori è che la scena sia stata ricostruita per simulare un suicidio. Ieri intanto c'è stata l'autopsia sul corpo della 34enne. Sentiamo Desiree Ferlito. È l'incendio adesso a poter cambiare completamente la lettura della morte di Noemi Pellizzeri, perché le fiamme sarebbero partite dall'area dell'ingresso, lontano dalla camera da letto dove la giovane è stata trovata impiccata nella sua casa a riposto. E gli esperti stanno cercando eventuali tracce di inneschi o sostanze infiammabili, un accertamento che diventa decisivo, perché se venisse confermata l'origine dolosa del rogo, la domanda sarebbe inevitabile: chi ha appiccato quelle fiamme e perché? Se fosse stata Noemi bisognerebbe ricostruire una sequenza complessa. La giovane avrebbe appiccato l'incendio all'ingresso della propria abitazione per poi raggiungere la camera da letto e togliersi la vita. E soprattutto con quale finalità incendiare la casa prima di morire. Oppure quelle fiamme avevano un altro scopo: distruggere qualcosa, cancellare eventuali tracce o rendere più difficile ricostruire ciò che era accaduto dentro quell'appartamento. E poi c'è un'altra indiscrezione: i piedi della giovane avrebbero sfiorato il pavimento. Risposte che dovranno arrivare dagli accertamenti medico-legali insieme a un altro dato fondamentale: stabilire se Noemi abbia respirato il fumo dell'incendio e dunque se fosse ancora in vita quando sono divampate le fiamme. Un elemento che potrebbe permettere di stabilire anche la successione temporale degli eventi. L'uomo che frequentava Noemi avrebbe raccontato agli investigatori che la giovane gli aveva manifestato l'intenzione di suicidarsi, ma dall'altra parte c'è una famiglia che al suicidio non crede e ci sono amici e persone vicine a Noemi che raccontano una donna solare, piena di progetti, senza apparenti segnali che lasciassero presagire a una decisione così estrema. La verità verrà a galla, scrive un'amica di Noemi su Facebook. RIS al lavoro a Messina per dare un nome ai resti dei corpi che sono stati trovati sotto le macerie della palazzina di Pistunina crollata lo scorso 30 luglio. 4 le vittime, 2 i dispersi. Lorena Dolci. A distanza di quasi un mese dal crollo della palazzina di Pistunina a Messina ci sono ancora 2 corpi senza nome e tanti, troppi dubbi. Brandelli di corpi e tracce biologiche tratti da quelle macerie fumanti da oggi sono sotto la lente dei carabinieri del RIS di Messina, chiamati a dare loro un'identità. Gli esami dovranno chiarire se i frammenti appartengano a Santino Magazzù o al badante Lairu, i 2 dispersi, oppure a una delle 4 vittime già recuperate, la commessa Alessandra Frazzica e i fratelli Carmelo, Rosa e Sara Leone. Oppure, dubbio persino più atroce, ma che nessuno può ancora escludere, che quei resti appartengano a corpi sconosciuti, magari lavoratori in nero mai dichiarati, seppelliti sotto il cumulo dei detriti. Nell'inchiesta della Procura di Messina, che vede 3 indagati, gli imprenditori Alessandro Panarello, Pasquale Dalì e Pietro Leone, ci sono alcuni punti fermi. La mancanza della dichiarazione di inizio lavori per la ristrutturazione della palazzina, che al piano terra avrebbe ospitato una macelleria, ed ormai certo che alcuni dei pilastri portanti dell'intera struttura, almeno 2, erano stati alterati, se non tagliati di netto. Per accertare le cause e la dinamica del cedimento del 30 luglio scorso, giovedì farà il primo sopralluogo il pool di consulenti tecnici nominati dalla Procura. Sotto esame anche i materiali recuperati tra le macerie. Un crollo annunciato da Scricchio Lee, come denunciato dai proprietari cinesi del bazar del primo piano. Allarmi rimasti inascoltati. Nel carcere minorile Malaspina di Palermo, 4 detenuti hanno aggredito 2 agenti di polizia penitenziaria e poi hanno dato fuoco alle celle. 11 persone sono finite in ospedale, alcune in codice rosso. Sentiamo Maglio Viola.
9 giovanissimi detenuti intossicati, 2 agenti della penitenziaria feriti dopo aver subito l'aggressione dei detenuti, 4 di questi detenuti indagati e trasferiti in altri penitenziari minorili. È il bilancio dei disordini notturni nel centro di rieducazione minorile del Malaspina di Palermo. 4 detenuti del carcere per minorenni, sempre gli stessi, avrebbero dato vita ai disordini culminati in uno scontro con gli agenti di custodia. Non avendo ottenuto quello che volevano, avrebbero appiccato le fiamme a materassi e suppellettili e proseguito l'aggressione ai danni degli agenti che tentavano di circoscrivere le fiamme. Sono state ore di tensione, agenti fuori servizio richiamati al Malaspina e tutto il personale disponibile impegnato a spegnere l'incendio che nella notte è stato circoscritto e questa mattina domato del tutto. 11 persone sono state trasferite in 3 diversi ospedali, Civico, Villa Sofia e Policlinico. 2 sono gli agenti aggrediti e il personale di servizio che doveva smontare alle 15 ha dovuto fare un turno praticamente di 24 ore. Non c'è personale per sostituire i feriti, non c'è personale per dare il cambio agli agenti quando accadono disordini, peraltro sempre più frequenti. Nelle prossime ore i 4 detenuti responsabili di questo e di altri incidenti saranno trasferiti in diverse altre strutture del nord Italia e separati l'uno dall'altro, ma i sindacati della polizia penitenziaria vanno oltre e chiedono di chiudere il Malaspina per ristrutturarlo. La situazione non è gestibile, servono lavori importanti e serve un organico adeguato, quindi la richiesta di chiusura non è una provocazione ma una esigenza. Ma il problema resta serio, non ci sono infatti strutture in grado di ospitare tutti i detenuti minorenni di Palermo. E adesso parliamo del furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale. Sono stati sentiti 4 custodi che erano in servizio la sera del clamoroso colpo. Tante le contraddizioni, ma ancora nessun indagato. Sentiamo. Incompetenti o complici? Parte dal ruolo dei custodi l'inchiesta sul clamoroso furto delle opere di Antonello al Museo di Messina, il MUME. I magistrati hanno notato troppe contraddizioni nella versione di uno dei 4 operatori in servizio la sera di Ferragosto, quando tutta la città partecipa alla festa della Vara, il giorno dell'Assunzione. L'uomo, che non è indagato come ipotizzato in un primo momento, dovrebbe essere risentito. Secondo la ricostruzione, il custode ha accennato alla storia dell'allarme spento. Un suo collega ha invece ammesso di aver sentito l'allarme e di averlo spento pensando ad un falso contatto. L'ispezione disposta dalla Regione ha confermato il buon funzionamento degli allarmi, mentre sono emerse criticità nell'applicazione delle procedure previste dai protocolli di sicurezza. Nei confronti dei 4 dipendenti potrebbe essere aperto un procedimento disciplinare. Per ora sono stati messi in ferie e trasferiti in altre sedi. Ma non è esclusa al momento anche la presenza di una talpa all'interno, un basista che gli ha spianato il percorso tra porte blindate e passaggi di servizio, anche perché gli autori del furto, 2 o 3, si sono mossi con grande sicurezza in pochissimi minuti. Hanno strappato dai pannelli le 5 tavole del polittico, anche se nella fuga ne hanno perdute 2 ritrovate per strada da passanti che hanno lanciato l'allarme, e poi si sono impossessati della cosiddetta tavoletta bifronte, custodita in una teca blindata scardinata a colpi di mazza. Opere da milioni di euro, difficilmente piazzabili sul mercato. Mentre si pensa ad un furto su commissione, si passano al setaccio i video del sistema di videosorveglianza che non è stato mandato in tilt dalla banda. L'allarme infatti è scattato, ma come si è visto, inutilmente. A Palermo un uomo ha acquistato un mobile antico. In un vano segreto ha scoperto bombe e cartucce grazie ad un restauratore che lo ha ispezionato. Il proprietario ha segnalato il ritrovamento delle munizioni nell'appartamento in via Scrofani. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli artificieri. Nel corso della bonifica il palazzo è stato evacuato e la strada è stata chiusa. Le bombe sono state fatte brillare in una cava dai militari del Genio guastatori. E allarme a Mollarella di Licata per uno sversamento che ha reso l'acqua del mare gialla e prodotto schiuma lungo l'Arenile. Scattati i controlli ed eseguiti i campionamenti per accertare l'origine appunto di questo inquinamento. Sentiamo Davide Sardo. Acqua giallastra e schiuma sulla spiaggia di Mollarella a Licata nell'Agrigentino, un'anomalia che ha fatto scattare i controlli e ha acceso l'attenzione delle autorità. Lo sversamento interessa l'Arenile da un paio di giorni. Sul posto sono intervenuti Guardia Costiera, Comune, Protezione Civile, ARPA e AICA. ARPA, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ha effettuato alcuni prelievi per accertare la provenienza dell'acqua. Tra le ipotesi c'è quella di acque bianche, forse legata a una rottura della rete idrica.
Intanto proseguono le verifiche. I bagnanti osservano con curiosità, ma anche con preoccupazione, la presenza della schiuma e dell'acqua giallastra. Al momento non è stata disposta alcuna interdizione della spiaggia. Si attendono ora gli esiti dei campionamenti per chiarire l'origine dello sversamento e verificare eventuali conseguenze sulla qualità dell'acqua. Il nucleo tutela ambientale di Acireale ha raccolto immagini video che documentano gravi e disinvolti episodi di abbandono di rifiuti lungo le strade cittadine. Non si tratta di semplice inciviltà, ma di violazioni sistematiche compiute nella convinzione di restare impuniti. Negli ultimi mesi gli accertamenti hanno consentito di individuare decine di violazioni, le vediamo in queste immagini. Il sindaco Roberto Barbagallo ha definito questi video desolanti, sottolineando che non si tratta soltanto di una questione di decoro, ma di un vero e proprio danno all'intera comunità. La Sicilia nella morsa del caldo, una nuova ondata di afa che sta colpendo soprattutto Palermo. Sentiamo. I 3 giorni più caldi di un'estate già troppo calda. Da oggi Palermo è entrata nella peggiore ondata di calore dell'anno, almeno fino alle ultime stime. Fra martedì e giovedì sono attesi picchi di 42 gradi, percepiti soprattutto nella giornata di mercoledì, e la cosa peggiore è la persistenza. Le temperature non scendono molto neanche durante la notte. Se Palermo è da bollino rosso, situazione più contenuta nel resto dell'isola. Messina rimarrà a livello 2, quindi bollino arancione, nonostante i 40 gradi percepiti, e Catania a livello 1 con 39 gradi percepiti. Non perché le temperature siano basse, ma perché non sono persistenti, soprattutto nei valori notturni, come avviene invece nel capoluogo di regione. Palermo sceglie anche lo stop totale all'utilizzo delle carrozze turistiche trainate da cavalli, divieto assoluto di circolazione nel rispetto degli animali. Il Consiglio Comunale della città ha già avviato la transizione per questi mezzi, che dovranno diventare elettrici, ma ci vorrà tempo. Per completare il quadro c'è l'allerta incendi. Le province di Palermo ed Enna sono state inserite in codice rosso proprio per rischio incendi con pericolosità, classificata come alta. Nelle restanti province siciliane la pericolosità è media, tranne Siracusa, unica provincia a pericolosità bassa. E adesso a Catania una multa per occupazione di suolo pubblico è diventata un caso che riapre il dibattito sull'assenza di tutele per gli artisti di strada. La denuncia arriva dalla cantante Luna Spina e accende i riflettori su un vuoto normativo. Desiree Ferlito. Questi signori hanno ancora il mio documento perché mi stanno facendo un verbale che sanno già, perché li ho avvertiti, io non pagherò. Una voce, qualche strumento e pochi metri di strada. Tanto è bastato per trasformare l'esibizione di Luna Spina in un caso cittadino. L'artista catanese, che ha girato il mondo come busker e un passato anche a X Factor, è stata multata mentre si esibiva in Piazza Mazzini. La contestazione è occupazione di suolo pubblico. Lei non ci sta, racconta tutto sui social e il caso diventa rapidamente virale. Non è assolutamente vero che io mi sono rifiutata di andarmene, ciò nonostante loro hanno voluto il mio documento e si sono impuntati nel farmi un verbale. Il mio primo verbale a Catania, penso il primo verbale di qualunque artista di strada a Catania. Ma dietro la multa c'è una questione più ampia. A Catania manca una disciplina specifica dedicata agli artisti di strada. Regole chiare che stabiliscano dove, quando e a quali condizioni un busker possa esibirsi. Nessuna normativa, niente di niente, nessuna legge che consenta l'arte da strada in ogni sua forma a Catania, e allo stesso tempo non abbiamo nessuna legge che la vieti. Ed è proprio qui che la vicenda personale di Luna Spina diventa una domanda rivolta alla città. L'arte di strada va semplicemente tollerata, sanzionata quando entra in conflitto con le norme esistenti, oppure regolamentata? L'amministrazione comunale sta lavorando al regolamento e in assenza di questo, ha spiegato al nostro telegiornale il comandante della Polizia Municipale Diego Peruga, abbiamo applicato una sanzione amministrativa. Non ci sono ancora tasse da pagare, qualora le mettessero le pagherei più che volentieri. Trasformare il caso di una singola artista potrebbe colmare un vuoto e permettere alla musica di strada di sapere finalmente dove finisce l'improvvisazione e cominciano le regole. A Favara invece Aleandro Baldi ha celebrato 40 anni di carriera con i suoi grandi successi. Dimmi perché piangi di felicità e perché non mangi. 40 anni di musica, successi ed emozioni.
Favara ha accolto Aleandro Baldi per una serata speciale dedicata ai suoi 40 anni di carriera. In piazza Cavour il cantautore ha ripercorso le tappe più importanti della sua storia artistica, proponendo al pubblico i suoi grandi successi. Un viaggio iniziato nel 1986 con La nave va, arrivata seconda al Festival di Sanremo, poi le vittorie al Festival. Nel 1992 con Non amarmi, cantato con Francesca Lotta, e nel 1994 con Passerà. Una serata gratuita e aperta a tutti, inserita nei festeggiamenti in onore di San Giuseppe. Ricordi, aneddoti e musica, con Mancarsi ed Aversi, il nuovo singolo che anticipa il prossimo progetto discografico. Un incontro tra passato e presente, 40 anni di musica raccontati al pubblico con emozione e semplicità. Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con il calcio. Tra poche ore Perin potrebbe essere il nuovo portiere del Palermo. Vi aspetto, a tra poco. Seconda parte del nostro giornale, adesso il calcio, sono momenti caldi per il mercato del Palermo. Oggi dovrebbe essere il giorno per l'ufficialità di Perin in rosanero. Sentiamo Marco Gulla. Il Palermo si gode il momento. Da un lato c'è la vittoria conquistata contro la Juve Stabia alla prima giornata, dall'altro c'è il mercato sempre più altisonante. È ormai questione di ore, Mattia Perin sarà il nuovo portiere rosanero. Oggi giornata di visite mediche per l'estremo difensore, poi la partenza per Palermo. Perin firmerà un contratto triennale, sarà quindi a disposizione per la partita che i siciliani giocheranno domenica prossima ad Arezzo. Il portiere si trasferirà dalla Juventus a titolo definitivo senza alcun costo di trasferimento. Il club bianconero riceverà dei bonus dal Palermo solo nel caso in cui il club di Viale del Fante verrà promosso in Serie A. Un grande colpo che permette ad Inzaghi di avere un top player per la porta. Definito l'innesto del portiere, l'attenzione della dirigenza si sposta rapidamente sulla ristrutturazione del reparto avanzato, dove si lavora per finalizzare la cessione di Matteo Brunori al Modena per 1,5 milioni di euro fissi più 500.000 euro di bonus. L'uscita dell'ex capitano rosanero permetterà di affondare il colpo per l'attaccante Christian Spendi del Cesena come alternativa a Poyampalo, anche se il club romagnolo fa muro e vorrebbe trattenere il centravanti albanese. Osti cerca anche una sistemazione al centrocampista Blen, in questo momento fuori rosa. Il nodo principale per la cessione del calciatore è l'ingaggio. E Mattia Perin ieri in un messaggio ha salutato la Juventus, un messaggio pubblicato sui social, ha scritto: ho imparato che si può essere importanti anche senza essere sempre protagonisti. Il portiere acquistato dal Palermo in Serie B ha concluso ieri pomeriggio le visite mediche a Verona ed è atteso appunto nel capoluogo siciliano. Mercato e conti, due facce della stessa medaglia in casa Catania. Mentre il club tratta Torrasi e guarda nuovi rinforzi, la situazione finanziaria chiama a riflessioni costanti. Marco Carli. Il Catania deve accelerare sul mercato, ma ogni movimento continua inevitabilmente a intrecciarsi con la situazione economica del club. L'ultimo nome è quello di Emanuele Torrasi, il centrocampista della Juve Stabia, la cui operazione può essere considerata vicina alla chiusura. Un profilo individuato per dare ordine e qualità a una mediana che dopo l'arrivo di Di Marco resta comunque un reparto da completare, come dimostrato chiaramente contro l'Inter Under 23. E non c'è soltanto Torrasi, resta viva anche la pista Caligara, mentre davanti il Catania ha già piazzato il colpo Coda, che ha sostenuto il primo allenamento aggiungendo esperienza e gol al reparto offensivo. Ma se il campo chiede rinforzi, i conti impongono prudenza, e questo è il punto emerso anche nel corso di Corner. Il budget destinato all'area sportiva, che si compone di varie voci, comprese le giovanili che dovranno fare a meno dell'Under 16, è stato ridotto con la società che, in virtù dei conti interni e delle nuove regole, deve pensare ai costi della rosa. Che il quadro finanziario sia pesante era stato già dimostrato dal caso della Fideiussione. Numeri che spiegano perché, come è stato evidente per tutta l'estate, ogni operazione di mercato vada valutata sotto
sotto l'aspetto tecnico ed economico. E allora Torrasi diventa quasi il simbolo di questa fase. Il Catania vuole ancora rinforzarsi, come dimostra l'arrivo di Coda, ma deve farlo cercando di incastrare ogni acquisto dentro una serie di limiti. E con questo servizio ci fermiamo, grazie per averci seguito. Vi ricordo che il prossimo appuntamento con l'informazione sulla nostra rete ritorna pochi minuti prima delle 13:30. Intanto vi lascio con Lorena Dolci e la nostra rassegna stampa. A tutti voi una buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.